Amici di Directa Sport, benvenuti a Sassari. Questo è il campo principale di Latte Dolce. Sarà lui ad ospitare Sassari Latte Dolce e Guidonia Montecelio, pronti a dar battaglia per la gara valida, l'11ª giornata del girone G del campionato di Serie D. Tanto spazio per Rossi, mette palla sul mancino, cambia completamente alla ricerca di Guerriero. A quinto la manovra del Guidonia si distende, ecco il cross, colpo di testa di Calì! È una grande azione del Guidonia Montecelio a sbloccare la partita, il quinto gol nel campionato di Aimone Calì. È 1-0 per la formazione di D'Antoni. Ideona di Rossi di cambiare completamente lato, ha pescato un Guerriero con tantissimo spazio sulla sinistra, ha controllato il pallone sulla linea, ha messo il cross mancino, è arrivato prima di tutti Calì, ha battuto un incolpevole Marano, il Guidonia è passato 1-0. Ancora Guerriero, riempie l'area Guidonia, arriva anche il cross, Tuncara! A 1 centimetro dal 2-0, l'ex giocatore della Lazio. Tuncara si libera anche di Secci, poi cambia completamente lato per un libero Rossi. Ancora Rossi, palla sul sinistro, Rossi calcia, facile per Marano. E allora Calì da Tuncara, si è aperta una prateria per Enrico, sta arrivando Tuncara dall'altra parte e lui ad essere servito, Tuncara dentro l'area, Tuncara, Marano! Una parata che tiene lo 0-1, Tuncara però va anche a riprendersi questo pallone, alla fine può allontanare Corcione. Ecco il cross di Loru per Odianose, Mastrangelo, colpito male Odianose. Riesce nel primo dribbling ancora Conè, torna sul destro, lo spazio è poco. E allora Corcione da Odianose, Odianose col sinistro. Piroli, palla profonda. Tornato a pieno servizio Guerriero, 1 contro 1 con Secci, parte il cross verso Tuncara col colpo di testa Marano. Buono, ecco il cross, troppo spazio per Piroli, completamente dimenticato dalla difesa del Sassari Latte Dolce, non trova il modo di prendere la mira verso la porta, di fatto graziato la difesa sassarese. Palla però la tiene il Sassari Latte Dolce, Tesio. Allarga in zona Loru, prova a riempire l'area di rigore, Loru va col cross Odianose, la palla rimane lì, Corcione! È il gol del pareggio del Sassari Latte Dolce all'8° del secondo tempo, ha ripreso la partita Corcione. Ottima uscita da parte di Tesio, palla allargata sulla destra, è arrivato il cross, Odianose ha mancato l'aggancio. La palla è arrivata dalle parti di Mario Corcione, prima il controllo, poi la battuta col mancino, il Latte Dolce ha pareggiato 1-1. Punta verso l'area di rigore, poi il tocco per Guerriero, è arrivato il cross, in qualche modo Orlando, Spinosa ancora in possesso, c'è spazio per tentare il destro, lo prova Spinosa, la palla non scende. Conè, ancora Mudadu, non riesce a uscire da lì il Sassari Latte Dolce. Calì a dar fastidio a Pinna che controlla e perde il pallone. È partito Calì, Calì dentro l'area, Calì col sinistro, Marano strepitoso, la palla ancora buona, Calì con la rovesciata. Ancora vicino al gol del vantaggio il Guidonia Montecelio, Marano però oggi è fantastico. Loru, 1 contro 1 con Davide Buono. Arriva anche il cross interessante e la palla è finita in porta. È il 2-1. Ha segnato Orlando. Il gol del Sassari Latte Dolce. Sul cross di Loru è arrivata la deviazione decisiva di Orlando. È entrato molto bene in campo nel secondo tempo il Sassari Latte Dolce. E prima con Corcione, poi con Orlando, ha ribaltato la partita, 2-1. Tocco lì vicino, Ardizzone. Altra palla un po' complicata, Conè se l'è andata a prendere, occhio al potenziale 2 contro 3, Conè aspetta Odianose, Conè va da solo, adesso a servire Odianose, costretto però ad allargarsi, arriva anche il cross, Mastrangelo a mettere fuori. Lancione di Piredda verso Conè, Guerriero con la testa, Orlando in anticipo, poi Odianose a difendere questo pallone, tocco per Baracca, sta tornando Odianose da una mano, Odianose va via col dribbling, poi apertura, che partita di Odianose, Loru, taglia verso il centro Loru, prepara al destro, lo lascia partire,
Palla che va vicina al palo, alla destra della porta, difesa da Mastrangelo. Ecco la palla verso il centro, colpo di testa, Marano incredibile! Marano incredibile ancora! Sembrava tutto apparecchiato per il 2-2 del Guidonia. Ma Marano oggi è in stato di grazia. Ecco il pallone, Pina saltato, Maccari in anticipo, poi teso in qualche modo, Enrico va giù, non c'è fallo, occhio adesso alla possibilità con Succi che mette il cross, Pina deviazione, Marano in qualche modo a toglierla dall'incrocio, non ha finito il Guidonia, Calì, pallone dentro, Maccari, poi possibilità ancora per il cross, Enrico sul fondo, Enrico la mette, altro tacco, colpo di testa di Guerriero all'indietro, poi il tentativo incredibile Marano! Cosa ha preso Marano? Che partita ha fatto Marano? Sono incredulo. Si gioca ancora. Conè. Ripartito Conè. Se n'è andato Conè. Riempie l'area di rigore il Sassari Latte Dolce. Va da solo Conè. Conè mette dentro. Musso allontana. Mette fuori. Non c'è tempo per battere il corner perché la partita finisce qui. Un eroico Sassari Latte Dolce ribalta la capolista. Vince 2-1 col Guidonia Montecelio. Mister, che dire su questa gara? Una gara pazza, matta, perché comunque siete partiti bene, approcciando bene, però il Guidonia ha trovato subito la rete del vantaggio, però non avete mai mollato, siete andati in crescendo, una sorta di prestazione stile diesel per poi tirare lo sprint finale nel secondo tempo e fare un colpaccio contro una squadra che forse ha il quadruplo del vostro budget. Sì, ancora una volta mi ripeto, però questa è una squadra che non muore mai, è una squadra che davanti alle difficoltà non si tira indietro, continua a crederci, continua a proporre gioco, che soprattutto tengo a precisare con qualità, perché comunque contro il Guidonia non la vinci se non hai qualità in mezzo al campo. I ragazzi sono andati sotto, hanno provato insomma, per la prima volta in casa l'esperienza di andare sotto, ma hanno reagito alla grande. Ci è piaciuto soprattutto la lucidità con la quale hanno gestito il gol di svantaggio e poi al secondo tempo, la verità, la prima mezz'ora del secondo tempo, una qualità alla pari col Guidonia. Ecco, nel percorso di crescita del suo Latte Dolce, l'ultima partita contro la Puttoleana ha detto dobbiamo imparare a gestire il vantaggio. Beh, l'hanno ascoltata in maniera ottimale, direi, in questo. Diciamo che sono un buon profeta, non mi aspettavo ovviamente, avrei sperato di non partire così con un handicap del gol, però sono contento perché questi ragazzi devono sperimentare tutto e questa è stata un'altra esperienza, andare sotto contro una squadra forte, gestire sia il gol di svantaggio ma soprattutto poi il 2-1, quando nel momento in cui siamo andati in vantaggio abbiamo capito che non era più una partita da fioretto, abbiamo tirato fuori le sciabole, insomma ci siamo difesi molto bene. Oggi ha fatto una grande prestazione anche Marano, siamo molto contenti e ci ha salvato in diverse occasioni, però anche noi diciamo che potevamo arrotondare il risultato. Ecco, un altro passaggio, perché questa è una vittoria del gruppo, ma anche una vittoria grazie ai singoli, perché comunque l'ha citato lei, Marano è stato il migliore in campo da questo punto di vista. Quanto sta crescendo questo ragazzo? Marano diciamo che è un prospetto che è in divenire, perché comunque è arrivato qui un ragazzo timido, molto educato e piano piano si sta prendendo il suo spazio non solo in campo ma anche all'interno dello spogliatoio, e sono quelle prestazioni queste che poi ti fanno fare il salto di qualità, che ti esaltano e che ti danno il coraggio di andare avanti e crescere. Ma io, Michele sì, oggi è stato straordinario, ma io parlerei proprio della crescita del gruppo. Questo è un gruppo che oramai con 4, 5, 6 fuori quota in campo non si tira indietro, comunque continua ad andare a prendere l'avversario avanti, non ha paura di fare le giocate. Ecco, io parlerei di crescita proprio del gruppo e dei ragazzi, perché siamo molto contenti, ecco, dei ragazzi di Sassari, ci stanno dando una grossa mano in campo. Ecco, ultimissima per me, mister, dicembre si avvicina, Cabeccia è infortunato, quello che le chiedo, forse serve un rinforzo in più in difesa? Ma, allora io parto da questo, parto dai dati. Parto dal fatto che oggi abbiamo trovato una squadra che alla pari nostra è forse uno dei migliori attacchi e che fino adesso aveva preso soltanto 3 gol e noi comunque in una partita abbiamo preso un gol contro di loro e ne abbiamo fatto 2.
Io non lo so, non lo so, sarò un eterno romantico, però io mi tengo il gruppo che ho, non ho necessità in questo momento di avere rinforzi, perché comunque il gruppo è già forte, cioè quando una squadra vince contro la prima in classifica è già forte così. Faccio gli elogi a Gigi Piredda perché oggi ha giocato la centrale di difesa come se fosse un veterano di 20 anni, quindi non penso agli arrivi di dicembre, no, mi godo il gruppo che abbiamo, stiamo lavorando bene con lo staff, ci tengo a citare appunto lo staff perché è fondamentale, perché questo gruppo, se è sereno, non è soltanto grazie a mister Setti, ma grazie anche a mister Movili, mister Sau, mister Rassu, comunque c'è anche Giuseppe De Lisi che ci sta dando una grossissima mano, insomma è una bella famiglia, ci teniamo questa. Ultimissima per me, si sente in sottofondo i ragazzi che festeggiano. Come festeggia stasera, mister? Stasera festeggerò niente, riguardando la partita come tutte le sere, prima vabbè mi riposerò, poi guarderò la partita, cercherò di capire dove sono stati fatti degli errori, perché inevitabilmente gli errori si fanno, e da martedì saremo pronti a lavorare sugli errori per migliorare proprio le prestazioni dei ragazzi. Mister D'Antoni, una gara dal doppio volto, siete comunque partiti bene, trovando la rete del vantaggio, poi però siete andati pian piano calando con il latte dolce che ha preso maggiore spazio, poi nel secondo tempo un po' un blackout, avete avuto tante occasioni ma di fronte avete trovato un Marano in giornata super. Ma secondo me siamo partiti bene, abbiamo portato la gara dove volevamo e poi la partita l'abbiamo un po' buttata via perché credo che abbiamo avuto troppe occasioni da non riuscire a sfruttare e paghiamo nostro malgrado con il risultato. Il Latte Dolce ha fatto la sua partita, hanno lottato come leoni, palla su palla, però io credo che noi non possiamo perdere questo tipo di partite perché 7-8 palle gol clamorose non le possiamo concedere. Latte Dolce, con tutto che ha fatto una grande partita, abbiamo preso 2 gol su 2 cross leggibili e purtroppo siamo molto dispiaciuti perché sono 2 partite che pecchiamo un po' di superficialità e noi questo non ce lo possiamo permettere perché abbiamo un obiettivo che è troppo importante e troppo grande per non essere cattivi, determinati e chiudere questo tipo di partite perché era nelle nostre possibilità poter chiudere la partita. Ecco, forse l'aspetto che è mancato oggi è quello su cui siete più forti, ovvero l'aspetto difensivo. Da come si riparte quando appunto una certezza come questa viene a mancare? Ma sinceramente sì, abbiamo preso 2 gol, però non credo sia questo, credo che abbiamo avuto l'opportunità di chiudere la partita nel primo tempo o di riprenderla nel secondo tempo. Dobbiamo cercare di essere più precisi, dobbiamo cercare di essere più cattivi, dobbiamo cercare di capire i momenti della partita. Anche domenica scorsa è una partita che potevamo vincere, invece non abbiamo preso punti, cioè abbiamo preso un punto, quindi dobbiamo cercare di lavorare, cercare di spingere diversamente se vogliamo competere ad altissimi livelli. Ecco, in ottica futura le altre squadre dietro vanno forte, così come andate forte voi. Cosa si aspetta in vista della prossima gara? Ma a noi degli altri ci interessa relativamente, ci interessa di fare il nostro percorso e purtroppo oggi è andata male. Poi ripeto, quello che sarà domenica inizieremo a parlarne da martedì, da mercoledì, oggi ci lecchiamo un po' le ferite perché questa sconfitta brucia, è una sconfitta che fa male per quello che si è visto in campo. Ecco. Michele, grandissima prestazione oggi, parate su parate, hai salvato letteralmente il risultato, abbiamo perso anche il conto di quante volte. Può essere che sia dovuto al fatto che tutta la famiglia oggi dal Trentino è venuta a vederti? Sì, senza dubbio, oggi mi ha dato quel simbolo in più che mi ha fatto forse spingere un po' di più. Il mister pure è stato molto disponibile la settimana scorsa, che mi ha fatto rientrare un giorno in più in casa, quindi ho ricaricato le batterie, ora sono tornato qua e abbiamo trovato una bella vittoria contro un avversario molto molto tosto. Ecco, quello che ti voglio chiedere, anche perché è la prima volta che ti abbiamo ai microfoni, è passato 2 o 3 mesetti da quando sei qua a Sassari, come ti stai trovando qua a Latte Dolce? Da oggi si direbbe benissimo proprio, però voglio sentire anche un po'. No, molto molto bene, ho trovato dei compagni troppo disponibili, ci divertiamo giorno per giorno, lavorando duramente
e veramente non è un lavoro, è più un divertimento, proprio una gioia allenarsi insieme ai compagni, è proprio bello stare qua in Sardegna, poi la terra fantastica, quando c'è il giorno libero si va in spiaggia, il mare è fantastico, veramente non posso immaginare posto migliore che Sassari. Ecco, comunque tu sei giovanissimo, essere il primo portiere di una squadra come Latte Dolce, una squadra che ha alzato tantissimo l'asticella, sicuramente comporta delle responsabilità. Ecco, come stai vivendo questo ruolo? Beh, insomma, il ruolo del portiere è molto particolare, no? Magari un giorno sei l'eroe, il giorno dopo sei quello che condanna un po' il risultato, però no, è bello avere anche un po' di responsabilità, anche dato al ruolo, però mi piace sta cosa. Ecco, invece guardando al tuo percorso di crescita, qual è secondo te lo step in avanti per andare a migliorare, o quello magari su cui preme di più il mister con te? Ma su ogni piccola cosa, secondo me non c'è limite a migliorarsi. Quindi col mister lavoriamo tutti i giorni, sono molto disponibili, con Giuseppe che mi porta i video tutti i giorni, tutti i giovedì, dopo ogni partita, ogni ritaglio, ogni tocco che faccio me lo fa vedere, mi commenta, quindi c'è un lavoro molto molto importante dietro e si vede che in tutta la squadra stiamo crescendo passo per passo, anche oggi secondo me è una gara fantastica a livello di lavoro, a livello di intensità, di mentalità e quindi si vede la disponibilità della società che ce l'ha veramente una mano grossa. Ecco, infine ultima domanda un po' più leggera, dove vai a festeggiare come si festeggia dopo una vittoria del genere da protagonista? Non lo so, andrò a bermi una birretta con mia famiglia, ora dopo la partita mangeremo qualcosa di bello, dai, un pezzo di carne e niente. Tranquillo con mia famiglia che ora che sono qua me li godo senza pensare alla partita. I due capitani Mengoli e La Rosa pronti allo scambio di Gagliardetti e centrocampo, via alle ostilità. Olbia che oggi sceglie la precedenza della scelta spetta alla formazione ospite e quindi il Savoia è stato costretto a cambiare maglia e giocherà con i di Olbia. Saluto a centrocampo, un calciatore dà il suo messaggio alla squadra di carica di chi è iscritti sul nostro canale YouTube, ci saranno tante iniziative. Finalmente partiti con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario previsto. Apertura sulla destra, attenzione all'Olbia, c'è il fallo di Crivellini, rigore per l'Olbia. Il fallo di Crivellini. Nella nostra postazione non vediamo il numero di chi batte e c'è il gol dell'Olbia. Olbia in vantaggio, bianchi costretti a rimontare, attenzione, errore di D'Agostino e recupera palla l'Olbia, attenzione, ha Furtado in aria contro tre avversari, il pallone arriva a De Chiara e poi Tifo ci mette una pezza e rimpallo e poi a D'Agostino. Tanta confusione in questa fase nella retroguardia del Savoia. La porta, lotta contro Marie Claire, riesce a dare a Schiavi al centro, il pallone che filtra e nessuno riesce ad impattare sulla sfera. Corner Bezzon per Mengoli, il cross di Mengoli sul secondo palo, Tifo, poi il colpo di testa, pallone che esce di un nulla a Finaria. Batte la punizione Bezzon verso il secondo palo, attraversa tutta l'area di rigore e poi giù dentro per Furtado, attenzione, Furtado va via nell'1 contro 1 e segna il 2-0 dell'Olbia. Furtado va via a l'Olbia quando siamo al individuale. Crivellini dentro, c'è fuori gioco di Maniero, si disinteressa del pallone, poi Selaf il controllo, il pallone dentro per Russo, Mimmo Russo entra in area di rigore, guarda il posizionamento dei compagni, il cross a cercare il colpo di testa, poi Maniero di testa, Maniero è incredibile, anziché indirizzare il pallone, velocità, Selaf fermato, pallone per Furtado, 1 contro 1 su Tifo Bogni e Furtado il 3-0. Celli e Tifo Bogni, sembra un incubo questa partita, sembra un incubo su Furtado, ancora Mengoli al limite dell'area, Mengoli, la conclusione di poco a lato, ma l'arbitro il colpo di testa ora, c'è l'angolo da parte di
il colpo di testa e poi confusione in aria, attenzione, Ifo la tocca e c'è il rigore per il Savoia, rigore per il si muove Di Chiara, balletto sulla linea di porta, Riccardo Maniero, il gol di Maniero 3-1 e finisce qui. Come dicevamo, si è trasformato in un tiro di voglia negli spogliatoi con il direttore generale Auriem, entrano tutti negli spogliatoi per 3-1 per le reti di Costanzo e la doppietta di Furtado e poi il rigore di Maniero al 49esimo del primo tempo che ha riacceso le speranze del Savoia. Inizia in questo momento il secondo tempo, Savoia che subito prova il lancio lungo con Bezzon, ci sono state già delle sostituzioni, nell'Olbia è entrato Caggiu per l'infortunato Costanzo, nel Savoia Fiasco per Chivellini e Cavallo per l'infortunato Rousseau. Rimessa Cavallo, riesce a dare a Maniero all'indietro per Cavallo, la conclusione di Cavallo, il pallone che termina sul fondo, Fiasco a sinistra e 2 punte Paudice e Maniero. Attenzione però all'Olbia che in questo momento viene in avanti, la conclusione, il pallone al lato, pericolosa l'Olbia con all'avversario, non crossa però riesce a rientrare sulla sinistra, crossare rovesciata di Maniero, pallone che va di pochissimo alta, il calcio d'angolo per Savoia, subito battuto Fiasco, Bezzon, il cross al centro, Maniero di testa, pallone che termina al lato. Paudice. Fermato Paudice, Cavallo a Mengoli, la conclusione di Mengoli, il pallone al lato e c'è calcio d'angolo come quello che è venuto, il rasoterra di piatto dal limite, pallone destinato ad andare fuori, però D'Agostino probabilmente non aveva la batte. 3-1 il Savoia qui allo stadio piccolo di Cercola, seconda partita giocata dai bianchi a porte chiuse, le reti di rigore di Maniero al 49esimo. Buon pomeriggio da Luigi Falqui con le immagini a cura di Stefano De Martis. È l'11ª giornata del girone G di Serie D e Atletico Uri Cassino a Usini. Si apre uno spazio per Abreu che è venuto incontro, però ha sbagliato. Fedele prova ad andare, il lancio per De Marcus, è buono, De Marcus col petto può calciare, incrocia e la mette dentro. Che gol di De Marcus! Bravo, prima nel controllo, poi nell'incrocio, immobile, stellato. Ecco cosa vuol dire avere la pazienza per poi colpire come ha fatto adesso Lori col suo numero 10. Gomez prova il tiro, Rossetti respinge, Mele a proseguire l'azione, ha bisogno di aiuto, Raucci, cross che arriva per Gomez, Renna non benissimo e arriva l'1-1. Tutto regolare e il gol di Victor Gomez subito. Dopo 2 minuti la risposta del Cassino. Fadda, De Marcus già la vorrebbe, Fadda sceglie di andare ancora alla Piacente, alla fine 1-2 che si chiude, la palla in mezzo, fino in fondo Piacente, bella costruzione. Può arrivare il nuovo cross di Fadda in testa De Marcus, questa era una grande chance, ma non dall'esecuzione così semplice. La Zazzera va lungo, Gomez saltato, proprio Mele se la porta avanti, può guardare la porta, può mettere un cross interessante, già lascia scorrere, Renna la fa sua, vicino Fedele, Aneda vuole andare in area, il petto di De Marco, Stuveri ne ha 3 in mezzo, esce via bene e c'è ancora Aneda che guarda l'area, mette il cross, va trattenuto, la palla passa al volo Fadda, stellato, poi Cocorocchio aiutato da Raucci, occasione per Fadda, occasione per Lori, va ancora dal suo braccetto di sinistra che cerca il lancio lungolinea, mette giù col petto, può girarsi, guardare verso la porta ma che è comunque lontana, trattenuto ancora da Cocorocchio. Piacente a dare aiuto alla manovra, a metterla addirittura in mezzo in tuffo Filippini, in calcio d'angolo, sono già 2 gli angoli per l'Atletico Uri, si muove anche Fedele, farà il più lunga possibile, Fadda non può andare al volo invece, il tentativo di Attili, gli applausi per lui.
in mezzo, palla che passa, così stellato, c'è fallo in attacco di Fadda, fallo in attacco, arrivano entrambi in effetti per regolamento, siamo dentro l'area piccola, forse anche Renna ha anticipato troppo l'uscita, in mezzo a due Atili si apre uno spazio, possono attaccare in 4, l'apertura di Ba, arriva Fadda a dare una mano in sovrapposizione, Ba ne ha due davanti, Ba vuole puntare la porta, calcia centrale, blocca Stellato, ma è partito con quell'idea Ba. Mentre qua attenzione all'errore, pallone e il salvataggio, si è salvato incredibilmente il Cassino e adesso ci sono tutte le proteste, vogliono il calcio di rigore sull'uscita di Stellato. E allora prova Luri ad andare a prendersi la vittoria, sono in 3, palla attesa in mezzo, Stellato la tiene lì, Rauci, Cocorocchio, sono in 4 in area, arriva il cross sul secondo palo, Abreu la trova col tacco sul fondo, non so come, la palla è uscita, ha provato il tacco Abreu, ha sbagliato però il miglior marcatore di questo girone, ha fatto tra l'altro molto bene e per questo la chiamata alla Serie D, pallone che arriva in mezzo, Fadda allontana, Rauci o il palo o Renna, si è salvato Luri e poi calcio d'angolo, ha sbagliato il controllo, ha sbagliato in una situazione in cui diciamo che poteva fare molto meglio. Cocorocchio, arriva Rauci, può andare di prima, il cross teso, Renna l'allunga, Abreu sulla linea, il miracolo, salvataggio, arriva prima di lui Rossetti che si prende il fallo e si prende un punto per lui, per l'Atletico Uri, perché è finita al Peppino Sau e 1-1 tra Atletico Uri e Cassino. Di raccontarci un po' questa gara, cioè lei come l'ha vissuta, perché possiamo davvero dire che questo pareggio un po' ricorda quello precedente all'Ilva con l'Anzio, vi sta un po' stretto anche questo? Sì, sono d'accordissimo con te, hai fatto un'analisi perfetta, è una partita che ricorda molto quella con l'Anzio, prendiamo solo un punto e forse ne stiamo lasciando 2 per strada, però in questo momento noi dobbiamo pensare anche un po' alle prestazioni, perché poi le prestazioni ci danno la consapevolezza e noi in questo momento abbiamo bisogno di capire la nostra dimensione, di avere la consapevolezza di chi siamo e di conseguenza ci stiamo arrivando, stiamo acquisendo quell'autostima, quella consapevolezza che a noi necessita per poter esprimerci al meglio. È un punto comunque ottenuto contro una squadra molto forte. Io considero il Cassino una squadra ben allenata prima di tutto, è una squadra forte, con delle individualità importanti e secondo me se la giocherà fino alla fine, quindi noi non dobbiamo essere scontenti, abbiamo preso comunque un punto importante facendo una bella prestazione, quindi va bene così. Ecco, la cosa interessante secondo me, poi chiaramente parlo dalla tribuna, ma quello che emerge secondo me dopo Anzio è che sia scattato quel qualcosa, no? Ma proprio in termini di atteggiamento quasi, cioè nel secondo tempo rientrate in campo con voglia, con fiducia, quasi spavaldi ad attaccare l'avversario, non è facile perché certo, comunque sono squadre importanti. Lei riconosce questo step di crescita? No, è quello che chiedevo. Oggi il tema della riunione tecnica è stato proprio quello, l'atteggiamento, e tu hai citato proprio il termine giusto, l'atteggiamento, che è quello che determina poi una prestazione e noi non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento, non lo stiamo sbagliando in queste ultime partite e infatti abbiamo ottenuto in queste ultime 3 partite dei risultati importanti, anche se avremmo meritato sicuramente qualcosa in più, però è frutto dell'atteggiamento, oltre che poi perché organizzare la partita dal punto di vista tattico è più facile perché ci lavori in settimana, ma se tu non hai l'atteggiamento giusto la domenica, tutto quello che tu hai fatto la settimana viene vanificato, quindi l'atteggiamento, quando tu hai una cattiveria agonistica di questo livello, la capacità di rimanere concentrato nelle 2 fasi, questo è l'atteggiamento e questo fa la differenza. L'ultima battuta gliela chiedo sulla sua impressione, che impressione lei ha avuto in merito poi agli episodi tanto discussi, quella decisione le 2 decisioni un po' così che ancora lasciano forse del rammarico, lei che impressione ha avuto sul calcio di rigore di De Marcus?
Io posso dire quello che dicono i ragazzi, posso riportare quello che dicono i ragazzi. Io dalla panchina non posso dare un giudizio, solo i ragazzi dicono determinate cose, quindi si può anche recriminare su questi episodi qua, però non voglio parlare dell'arbitraggio, voglio parlare solo dei miei ragazzi, che è la cosa più importante. Buon pomeriggio dallo stadio Salvatore Zicchina alla Maddalena, sta per iniziare la sfida tra Ilva Maddalena e Anzio, valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie D. E sul pallone Valentin Alvarez che si esegue della battuta, pallone che spiova in area e viene poi, c'è un doppio impatto sul pallone, l'ultimo è di Federico Bonu con la palla che termina fuori dalla alta sulla traversa. La Maddalena, portiere di grandissima esperienza, alcuni anni fa, attenzione, questa torre tende a servire Touré, Lamine Touré, gran tiro di Touré, gran tiro di Touré, non faccio in tempo a leggere le formazioni, è veramente un'Ilva scatenata, bellissimo questo diagonale di Touré alto sulla traversa, con una bella giravolta elude il tentativo difensivo dell'avversario, pallone che termina sui piedi di Alvarez che dal limite dell'area sta servendo, attenzione, servito Tapparello, mischia in area, c'è stato un gran tentativo di Tapparello, ravvicinato, bravo il portiere, minuto 14, quindi lui, ora Dominguez, bel lancio di Dominguez in direzione di Alvarez che si accentra, buono Sirignano, ci prova poi Dominguez, traversa piena, clamoroso incrocio dei pali di Dominguez e ancora Dominguez, clamoroso incrocio dei pali e l'Ilva Maddalena quest'anno gira male. Torna indietro e ancora riceve il pallone, sempre Valentini, buono questo cross di Valentini, è pericolosissima la deviazione di Paglia di testa, grande opportunità per l'Anzio al minuto 26, azioni di sorta, senza cambi, senza particolari infortuni, quindi credo che non ci sarà recupero al massimo un minuto. Pallone che spiova in area e il solito Maini ad allontanarlo, ma pallone che rimane ancora in area, attenzione, pallone in area, Tapparello di testa, non si è capita, azione controversa, il pallone è terminato in rete, ma c'è stato un fallo sul portiere evidentemente, attenzione, seguiamo adesso l'iniziativa di Alvarez sulla destra, molto veloce Alvarez, arriva in posizione in cross, pallone che viene poi colpito da Lobrano, e grande opportunità per Lobrano al secondo della ripresa con palla di poco alta sulla traversa, la conquista d'Essena, poi Dominguez stavolta impreciso, il solito omino su Nanà che, attenzione, errore clamoroso di Nanà e passa in vantaggio Lanzio, gol di Scaffidi al 10° della ripresa, improvvisamente il gol del Lanzio con un errore clamoroso di Lorik Nanà, e va in vantaggio Lanzio, minuto 10° della ripresa. Mauro Ribeiro cerca lo spazio per il cross, trova questo pallone da terra che termina poi sui piedi di Alvarez con velocità, pallone in mezzo di Alvarez, attenzione, grande deviazione del portiere, stoppa palla ancora lui, veramente i giocatori di categoria fanno la differenza e si vede. Adesso sul pallone di Mino, bello scambio, grande scambio e qua ottima opportunità, minuto 25 per Di Mino assieme a Dominguez, solito metronomo del gioco dell'Ilva Maddalena. Ecco qua, ci prova direttamente Alvarez, attenzione, un gran tiro e punizione di Alvarez, grande Alvarez. Allora, calcio di punizione, il solito Dominguez, ultimi assalti dell'Ilva, 39-49, pallone in posizione insidiosa, pallone che verrà messo in mezzo, vediamo cosa succede, pallone di Alvarez, attenzione, spiove, rete, ha segnato Dominguez, rete di Dominguez, una splendida parabola che si è infilata sotto l'incrocio dei pali, nessuno credo abbia toccato palla, grandissimo gol di Dominguez che mette a segno una rete meravigliosa al minuto 85.
praticamente metteva in porta quello che era a tutti gli effetti un assist. E poi attenzione all'ultimo tentativo del Lazio, attenzione, molto bene Ribeiro, qua è triplice fischio dell'arbitro. Quindi al 55esimo il gol di Di Mino su assist di Danà, al 85esimo il gran gol su punizione di Dominguez. È appena terminata la sfida con Lazio, sono qui con mister Massimiliano Fascia e Massimiliano, se non altro stavolta è arrivato un punto, ma ancora una volta tanto rammarico per una sfida dominata con tante occasioni, alcuni episodi un po' da rivedere, la traversa di Dominguez e nel mezzo quel gol che abbiamo legato agli avversari. Le tue sensazioni su tutto questo che ho detto finora? Penso che nessuno può negare che se c'è una squadra che merita il risultato pieno, purtroppo abbiamo sempre qualcosa ancora che dobbiamo correggere, su dei personali dobbiamo lavorare, però quando succedono sono quelle cose che capitano e non sono prevedibili. Abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi hanno giocato fino all'ultimo secondo a 1000, gli avevo chiesto l'intensità, la collaborazione e io, a parte il risultato, comunque un pareggio per bloccare, diciamo, questa serie di sconfitte è sempre un risultato buono, però sono veramente felice per i ragazzi, per la prestazione che hanno fatto, penso che anche la gente sia molto contenta di quello che ha visto oggi e penso che siamo sulla strada buona. Ecco, hai detto fino all'ultimo istante, io direi dal primo istante, è stato veramente impressionante l'impatto della squadra con la partita. Nel taccuino 4-5 occasioni nei primi 5 minuti, sembravano indiavolati ragazzi. Sì, abbiamo impostato la partita così, di partire subito a 1000 senza dargli nessuna possibilità di spazi. Volevamo proprio quello, creare subito problemi in modo di poter così impostare la partita su questa fase qua. Ci siamo riusciti, penso quasi tutta la partita. Abbiamo avuto forse dopo il gol 5 minuti, 10 minuti dove forse i vecchi risultati ci hanno un po' condizionato, però subito hanno reagito e penso che il pari sia proprio almeno quello che era giusto in quel momento. Massimiliano, oltre alla traversa di Dominguez, tante altre opportunità, 2 episodi un po' dubbi che francamente dalla tribuna, soprattutto il gol, non si è capito granché, forse dalla panchina. Ecco, un'azione molto simile a quella di domenica scorsa, con la respinta del portiere, il pallone che finisce in porta. Ecco, cosa avete visto dalla panchina? Questa volta a noi sembrava quasi lontano Tapparello rispetto al portiere, strana questa chiamata. Sì, secondo me ha fischiato più che altro un fallo di confusione, perché è l'unica spiegazione, perché la palla gli era scappata completamente al portiere, non era nel suo possesso, quindi non capisco come può aver, però forse lui magari era più vicino di me e ha visto una cosa migliore, non lo so. Noi dalla panchina sembrava fosse un gol valido, poi sul contatto di Ribeiro lì ho avuto molti dubbi sinceramente, perché la corsa era fluida e si vedeva che è stato toccato. Diciamo che anche questo non ci gira bene, speriamo che riusciamo a invertire anche questa situazione, perché 11 partite non abbiamo ancora avuto un rigore, quindi penso che piano piano forse riusciremo con lavoro a invertire anche questa situazione. Ecco, ultima cosa, 11 partite, 8 punti, ma sicuramente è una classifica che non rispecchia il valore della squadra e adesso si va a giocare in Campania nuovamente, Campi Caldi, contro la Flegrea Puteolana. Con quale spirito andiamo di nuovo al di là del mare?
Lo spirito deve essere quello di oggi, giocare fino all'ultimo, crederci, giocare di squadra, essere uniti, positivi soprattutto, perché bisogna essere positivi. E sono sicuro che riusciremo a ottenere dei risultati.